1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ti manca la Letizia. Allora ragazzi, apriamo un uovo? Sì! Sicuri? Sì! Ciao ragazzi, oggi voglio raccontarvi la storia di Giordano, di sua moglie Emanuela e poi, in ordine di apparizione, di Isacco, Pietro, Daniele, Giovanni, Lorenzo, Elisabetta, aspetta che guardo il foglietto, non trovo più, Maria, Giulia, Rebecca e la piccola bellissima Letizia. Sono 10 figli, 5 maschi e 5 femmine presentate in ordine di apparizione. E sicuramente molti di voi lo staranno pensando e diranno: ma questi sono matti? In realtà la storia di Giordano e di Emanuela è una storia dai risvolti a tratti straordinari, perché è una storia ricca di valori, di sacrifici, di cadute, di risalite, di sconfitte e di rivincite, che adesso andrò a raccontarvi. E partiamo proprio dalla prima domanda. Ma questi, i matti? No, che siamo proprio. No, allora, il matto è sempre, come ho sempre detto, è sempre soggettivo, no? Però è stata una scelta decisamente importante per la nostra vita. Fa impressione dire 10 figli, quando uno dice 10 figli in realtà sono venuti tutti quanti uno alla volta, quindi abbiamo avuto sempre il tempo di abituarci e non ci hanno dato così tanta, cioè adesso è diventata routine, ecco. Abbiamo fatto più fatica dal primo al secondo, non dal secondo al terzo, al quarto, al quinto. Dopo è stato un via vai di... Avete fatto il callo, avete rotto il ghiaccio. Sì, esatto, ho spaccato il ghiaccio e basta, dopo è stato tutto in discesa. Si passa dai quasi 18 anni ai neonati, no? Com'è gestire questa grande differenza anche psicologica in un gruppo così numeroso? Ci sono esigenze diverse, immagino? Sì, allora diciamo che questo è effettivamente una delle tematiche che attualmente è presente in famiglia, perché noi abbiamo sempre cercato di dare ad ogni figlio il suo spazio. Per esempio, le feste di compleanno, abbiamo 3 figli che compiono gli anni nell'arco di un paio di settimane, quindi si potrebbe fare, visto che siamo in tanti, una festa unica, una torta unica. Invece abbiamo sempre dato importanza e valorizzato il loro giorno. E effettivamente anche adesso con il Covid diventa più difficile, perché la metratura della casa è quella che è, sì, hanno un piccolo spazio per giocare, però mancano per esempio quelle uscite che tendavamo a fare con per esempio gli adolescenti, e allora io prendevo la macchina, ci piace molto andare a camminare in montagna e quindi si ritagliava uno spazio per parlare. Teniamo molto viva la conversazione durante la cena, quindi alla cena non ci sono non c'è televisione, non c'è il telefonino, tantomeno i videogiochi, quindi tendiamo a parlare tutti quanti insieme, a dar spazio a quelle che sono le loro esigenze, però effettivamente non è così semplice rinchiusi con la scusa del Covid, ecco. La storia di Giordano e di Emanuela nasce qui, a Bionde di Visegna, una piccola frazione di Salizzole nella pianura veronese. Sono convinto che storie come queste non nascano dal nulla, ma a loro volta presuppongano delle vite forti, delle scelte anche importanti dietro. A partire da Giordano. Giordano è uno che si è fatto da sé, ha 41 anni, ha un trascorso ciclistico importantissimo, perché a livello juniores è stato sul tetto del mondo, il suo nome circola ancora negli ambienti del ciclismo, per l'appunto nazionale e internazionale, per via dei tanti riconoscimenti conseguiti nel corso della sua carriera. Ma a 22 anni, quando si è trattato di fare il salto al professionismo, lui ha scelto l'amore, ha scelto Emanuela, si è sposato
e ha deciso di costruirsi una famiglia con lei. Allo stesso tempo ha cominciato anche un percorso professionale, personale, legato al mondo dell'agroalimentare, che lo ha portato, pensate un po', a vivere per 6 anni in Norvegia, dove gestiva una rete di supermercati. Poi c'è stato il ritorno a casa. Io vi ho semplificato un po' tutto, ma in realtà questo percorso di vita professionale non è stato affatto semplice, anzi spesso sono arrivati dei momenti veramente duri in cui o sei forte di tuo oppure non si sa come va a finire. Che io mi ricordo, ho vissuto delle situazioni che sono ancora abbastanza toccanti, in cui per esempio mi ricordo quando è nata la mia prima bambina, quindi la sesta, dovevo andare in ospedale a trovare mia moglie che aveva appena partorito e non avevo i soldi per fare benzina, quindi, e ne avevamo già 6, quindi lì ho visto proprio come i figli per me sono stati un motore per andare a, come dicevi tu, a reinventarmi, e se fossi rimasto magari con 2 o con 3 sarei ancora a fare il dipendente o comunque un altro tipo di lavoro. E invece mai come in questo Covid ho visto che la scelta lavorativa è stata molto azzeccata, anche se è stata dura, con tanti sacrifici, e ci ha, non dico costretto ad emigrare, ma diciamo che andare ad abitare in Norvegia per 5-6 anni è stata una benedizione. Abbiamo imparato tanto, ma anche a livello economico è stato un bel boost, ma soprattutto per potermi permettere di fare la professione che faccio adesso, insomma. Per entrambi, avere una famiglia numerosa è stata una scelta. E quindi l'altra domanda che sicuramente molti di voi, me compreso, si porranno è: come si fa a mantenere una famiglia del genere? E anche qui Giordano non si è fatto mancare nulla, nel senso che lui di professione fa il trader professionistico. Cioè lui lavora sui mercati finanziari, che è un lavoro avvincente per carità, ma anche estremamente rischioso, soprattutto se non sei in grado di sviluppare una competenza tale che ti permetta di reagire ai contraccolpi che possono essere da un minuto all'altro in un mercato così. Ma anche in questo caso lui si è formato da solo, ha studiato profondamente per anni ed è diventato piuttosto bravo, al punto che adesso non soltanto trada, come si dice per chi fa questo lavoro, per conto suo per portare a casa il pane, ma è diventato anche un consulente online grazie ai corsi che tiene. E devo dire che sono in tanti a rivolgersi a lui e trovando delle risposte fatte da chi i mercati ha voluto conoscere approfonditamente, entrandoci dentro, prima studiando e poi agendo di conseguenza. Tu Manuela, sei tu quella in situazioni normali, sei tu quella maggiormente a contatto con tutta la tribù? Sì. Com'è gestire una famiglia così numerosa, anche da un punto di vista fisico? Beh, io mi ritengo fortunata, perché tanti mi dicono come fai, però io dico sono una signora, cioè sono a casa, faccio quello che ho sempre voluto fare, la mamma, e certo ci vogliono delle regole, però ho un grande aiuto da parte di mio marito, perché dove non arrivo io, arriva lui. Io sono un po' più morbida, lui è un po' più, non autoritario, autorevole, lui si fa ascoltare senza urlare, quindi quando io magari sono un po' più morbida, arriva lui e mi dà una mano, però vedo che durante il giorno siamo organizzati, dopo non è che c'è tutto proprio a tabella, però dalla mattina quando ci si alza ad andare a scuola bisogna proprio essere organizzati, perché se sbagli anche solo una mezz'ora rischi di dimenticarti una scuola, o invece così non abbiamo mai avuto problemi particolari, insomma, ecco. Voi avete girato parecchio, Norvegia, anche America, per anche vicende sportive eccetera. Quali sono i valori che voi vorreste che maggiormente i vostri figli interiorizzassero da questo vostro cammino? Ma sicuramente il dialogo con la famiglia, specialmente con i genitori, quindi cercare di affrontare le problematiche della vita fin tanto che sono con noi, dialogando e parlando. Poi riconoscendo sempre il valore della famiglia, che è molto importante, ma soprattutto quello di riuscire a carpire il buono da tutte quante le culture,
cercare di farlo loro e soprattutto di pensare e ragionare sempre con la loro testa, quindi di non farsi abbindolare da altre strade fuorvianti, ecco. Però di non avere pregiudizi. Il fatto di girare tanto ci ha aiutato molto in questo. Mi ricordo il mio primo figlio che era molto scettico e contrario al fatto di trasferirsi per esempio in Norvegia, e adesso invece ci ringrazia ed è un'esperienza che vorrebbe riprovare, tant'è che quando diciamo ma cosa ne dite se ci facciamo un altro viaggetto di un paio d'anni con un'altra cultura, sono molto ben aperti. Noi abbiamo fatto tanti figli proprio anche perché ci siamo fidati e pensiamo che ci sia un padre in cielo, quindi anche per un fattore di fede. Però insomma il Signore ci ha ricompensato, ci ha donato tanti figli e ci ha dato anche la forza di crescerli e la gioia di crescerli anche in serenità, ecco, che non è poco, perché magari essere in tanti e non essere felici o essere sempre nella mormorazione, noi ringraziando il Signore siamo nella gioia nei nostri combattimenti, ma in pace, insomma, ecco. Però la benedizione di Dio da sola non può bastare a volte. Certo. Avere tanti figli è roba da ricchi? No, non penso, cioè in un mondo come quello di oggi diciamo che aiutati che il cielo ti aiuta, cioè anche noi ci siamo un po' rimboccati le maniche, perché se io la mattina dicessi dormo perché tanto qualcuno ci pensa, sì, Dio ci pensa e li aiuta, però insomma anch'io devo fare del mio. Cosa vi sentite di dire alle giovani coppie di oggi? Ma se uno si proietta nel futuro, avere un figlio al giorno d'oggi è ovvio che è più un rischio che altro dal punto di vista economico. Però i figli non hanno mai portato carestia, mi hanno sempre detto i miei nonni, e anche quando ero più a contatto con le persone di come lo sono adesso a livello lavorativo, tutta la vecchia generazione che ha passato la guerra, per esempio, quindi momenti ben peggiori dei nostri, mi hanno sempre detto guarda che anche io ero il primo di 10 o ero il primo di 7 e siamo venuti tutti grandi e dove mangiano in 2 mangiano anche in 5. E capisco che non sia facile adesso, con la precarietà, con il fatto che il posto fisso praticamente non esista più, con questo mondo che va velocemente, però dove c'è crisi c'è sempre opportunità, e il fatto di reinventarsi e di far lavorare il cervello ti aiuta sicuramente anche a far crescere dei figli. Conta più il coraggio o più la fede? Ma tutte e due. Però secondo me la fede è una grande forza. Se hai fede riesci ad avere anche il coraggio, e quindi ecco, io alle giovani coppie mi sento di dire coraggio, non posticipate, perché se noi avessimo aspettato di avere 2 soldi avremmo fatto le ultime 2 forse. E a volte ci vuole anche un po' di sana incoscienza, però con il senno di poi, guardandosi indietro, cioè io rifarei tutto come prima. Qual è il momento più bello della giornata? Ma per me è sicuramente la cena. La sera, quando ci troviamo attorno alla tavola tutti insieme, è il momento in cui anche se hai delle preoccupazioni ti passano oppure vengono fuori, ma grazie all'aiuto dei bambini ti danno una carezza, un abbraccio, anche una parola a volte, perché tante volte le parole di conforto vengono più da loro che dal mondo esterno, quindi per me sicuramente la cena. Pensavo fosse l'apertura dell'uovo. Quella è stata di sicuro il momento, forse anche il momento più bello nostro, visto che è da una settimana che ci tarpano, e allora quando apriamo l'uovo.